Salve a tutti, bentornati in un nuovo video. Finalmente dopo 2 mesi torno a registrare il video delle letture del mese. Ringrazio però, prima di incominciare, tutte le persone che si sono iscritte al canale, alla pagina Facebook, che hanno commentato il post su Oriana Fallaci, che ha raggiunto, non so, 30-40 commenti, ho perso il conto, chi comunque mi segue su Instagram, chi guarda i video, e quindi niente, grazie a tutti voi. Devo parlarvi di tantissimi libri e quindi insomma non voglio perdere tempo in chiacchiere inutili. Partiamo subito da aprile. Allora, oltre alla rubrica dell'autore del mese, vi lascio il video nelle schede così andate a scoprire quale testo ho letto. Diciamo che il mese di aprile doveva essere un mese all'insegna delle biografie. Siccome ne ho tantissimi a casa, volevo praticamente fare appunto del mese di aprile il mese delle biografie, ed effettivamente un po' c'ero riuscita, se non che a un certo punto mi sono annoiata, dico la verità, e quindi ho cambiato un po' i progetti. Certo, però una biografia della quale voglio parlarvi in questi primissimi minuti di video è questa qui, ossia Sissi di Brigitte Hamann. Una donna eccezionale, un'imperatrice indimenticabile, la storia appassionante di Elisabetta d'Austria. Allora, io ho comprato questo testo su Libraccio, credo al prezzo di 4 euro, usato, ma dentro praticamente era nuovissimo, come spesso può accadere su Libraccio, quindi voi riuscite, per chi come me è un po' schizzinoso sui libri, quindi non gli piace il libro evidenziato, sottolineato a penna, queste cose qui, in quel caso potete unire l'utile al dilettevole. Allora, questa biografia aspettava da tanto, o meglio, aspettava da tanto nella mia wishlist, ma sulla libreria in realtà non ha atteso molto tempo, perché il caso ha voluto, o meglio, un esame ha voluto che io stessi comunque studiando il contesto dell'Europa orientale, anche dell'impero austro-ungarico, la prima guerra mondiale, quindi questa biografia mi sembrava praticamente calzante per studiare un personaggio storico che io adoro e magari anche per scoprire delle dinamiche politiche, storiche, culturali ed etniche sul contesto dell'impero austro-ungarico. Allora, ovviamente all'interno di questa biografia l'autrice ci parla della vita di Elisabetta d'Austria, a tutti nota come Sissi, moglie di Francesco Giuseppe, dalla giovinezza fino alla tragica morte. Tutti ne hanno sentito parlare anche attraverso i famosissimi film con Romy Schneider, quale appunto questa principessa triste forse da un certo punto di vista, una ragazza giovanissima che si ritrova contro la sua volontà ad essere imperatrice dell'impero austro-ungarico. Il protocollo viennese le sta molto molto stretto, peggio di un corsetto, e quindi tutti i film un po' di Sissi, soprattutto quelli lì insomma famosi con Romy Schneider, sottolineano però in modo molto leggero questo aspetto. Si vede una Sissi comunque sofferente, che non sta bene, cerca in tutti i modi di evadere dalla corte di Vienna, però diciamo che quei film vi forniscono in fin dei conti un'immagine molto molto romantica dell'amore tra Sissi e Francesco Giuseppe, cosa che non era esattamente così, e infatti in questo testo l'autrice ha uno stile incredibile nel farci stare sulla scena. Io mentre leggevo questo testo avevo la sensazione di essere lì in quel momento, di essere una delle dame di corte, di essere magari la sua confidente di origine ungherese, di poter star lì e spiare sui suoi componimenti oppure sulle pagine di diario, e devo dire la verità che all'interno di questo testo viene fuori un'Elisabetta, diciamo, a doppia faccia, double face. Da un lato abbiamo l'Elisabetta appunto quella più nota, quindi questa ragazza giovane, mediamente bella, anche se non era lei la sposa destinata a Francesco Giuseppe, che però col tempo acquisisce una certa predominanza e una certa consapevolezza del suo corpo. È famosa la sua mania per la cura dei capelli, per l'esercizio fisico, seguiva delle diete molto ferree, addirittura dal punto di vista intorno, mi pare, ai 45-50 anni deciderà di non farsi più ritrarre in nessuna fotografia, e infatti tutti i quadri che noi in qualche modo abbiamo fanno riferimento a delle foto o a dei quadri precedenti.
Quindi esce fuori questo personaggio che comunque è passato alla storia per il suo fascino, per la sua forza anche politica, perché effettivamente Elisabetta ebbe un ruolo importantissimo nel in qualche modo redimere le contese tra l'Austria e l'Ungheria. Però allo stesso tempo devo dire che, e questa è la cosa che mi ha sorpreso di questo testo, esce fuori un'Elisabetta in certi punti veramente odiosa, arrogante, viziata, presuntuosa, menefreghista, chi più ne ha più ne metta, che dico la verità, in certi momenti me l'hanno praticamente fatta odiare. Ho giustificato, o meglio, ho compreso a maggior ragione il comportamento di Francesco Giuseppe, dell'arciduchessa Sofia, perché effettivamente Sissi era così tanto legata alla sua libertà da praticamente impuntarsi in certi momenti su delle convinzioni, e piuttosto che rinunciare a qualcosa, cercando in questo modo di creare anche un clima familiare un po' più sereno, lei invece andava dritta per la sua strada, creando però non pochi conflitti. E la cosa per esempio che mi ha stupito è il fatto che lei ebbe ovviamente un ruolo controverso con i suoi figli, Maria Valeria, che invece sarà l'unica, sarà la terza figlia che in qualche modo potrà godere dell'affetto della madre. Maria Valeria che sarà anche molto legata al padre, al punto che in certi momenti ella praticamente la sostituiva, che fa riflettere su quanto effettivamente a un certo punto Sissi si fosse isolata dalla corte viennese, non volesse in nessun modo avere nessun tipo di rapporto con la famiglia degli Asburgo, quando invece ci saranno momenti nei quali lei si rifugierà in Ungheria. L'Ungheria, come sappiamo, è sempre stata nel suo cuore, al punto che devo dire in alcuni momenti particolarmente tesi tra le due nazioni Sissi, bisogna dirlo, però ebbe un ruolo veramente incredibile. Quindi è un testo che mi è piaciuto tantissimo per il personaggio di Sissi che viene fuori, ma anche di tutti i personaggi che fanno parte del suo entourage. L'autrice non si sofferma unicamente su Elisabetta, ma anche sulla madre, sui suoi fratelli, ci parla anche delle vicende comunque del figlio Rodolfo, ci parla per esempio anche dello stesso Francesco Giuseppe e della sua difficoltà nel gestire l'indipendenza italiana. E se vi ricordate, tempo fa, credo nell'Europup forse di dicembre, io avevo letto un testo di Arrigo Petacco, cioè La regina del sud, che parlava di Maria Sofia, cioè di una delle sorelle di Sissi che andò in sposa all'ultimo re di Napoli e che poi appunto dovette lasciare il regno. E all'interno di questa biografia viene anche analizzato il rapporto tra queste due sorelle, quindi mi è piaciuto ulteriormente perché in qualche modo c'è un riferimento alla mia città o comunque a un periodo storico che io comunque ammiro e apprezzo. Quindi non posso che consigliarvelo, e dico la verità, Elisabetta d'Austria è un personaggio che io amavo e che comunque nonostante tutto continuo ad amare e ad ammirare tantissimo. E, dopo aver letto questa biografia mi sono decisa a rileggere l'unico testo che mi mancava della saga dell'avvocatore Pisani, e cioè Scarlatto Veneziano, perché nel Europop di marzo avevo fatto un piccolo errore tra il titolo e la trama del testo, quindi alla fine mi sono detta perché non leggerlo. Questa è la prima indagine dell'avvocatore Pisani, non mi dilungo molto su questo, su chi sia e su chi siano i personaggi, perché ne ho parlato più approfonditamente nel video di marzo, però devo dire la verità, mi aspettavo molto di più da questo testo, perché essendo il primo volume, in qualche modo è la presentazione dei personaggi, del modo di scrivere dell'autrice e un po' anche poi di tutta la storia e di tutto il filone. E devo dire la verità, mi è sembrato in certi punti la caratterizzazione dei personaggi un po' debole, non ho trovato al 100% quello che cercavo, il movente del delitto mi è sembrato sì giustificabile, però non so, in certi punti anche un po' prevedibile, dico la verità. Quindi diciamo che tirando le somme posso dire che comunque il testo preferito di questa saga per me resta Sipario Veneziano, del quale vi ho parlato nell'Europub di marzo. E poi ad aprile mi ero poi imbarcamenata nella lettura di un altro testo che purtroppo è rimasto ancora lì dov'è, e quindi a un certo punto mi sono decisa a soddisfare una collaborazione, perché mi è stato gentilmente inviato un testo da parte di una delle due autrici, un testo di fiabe, di racconti, diciamo, racconti brevi per bambini. Sto parlando di Impossibili ma non troppo, storie di cura e fantasia di Federica Storace e Anna Maria Frison.
Allora, proprio Federica mi ha contattato su Facebook chiedendomi appunto se mi andasse di leggere questo testo. Io dico la verità, ero un poco scettica perché quando ti viene chiesto di fare una recensione comunque si è sempre in una posizione un po' ambigua e un po' complicata da gestire, però alla fine mi sono detta, beh, mal che vada, lo leggo tra 2 anni oppure lo leggo e poi dico che non mi piace, ecco, alla fine non muore nessuno. E mi è arrivato il testo e devo dire invece la verità che Federica mi aveva detto che sicuramente sarei riuscita a trovare all'interno di questo piccolo libricino, sono veramente 100 pagine, piene di illustrazioni e poi tipo questa, il cucciolo dell'orso, oppure ce n'era anche un'altra che mi piaceva molto. Insomma, pieno di illustrazioni, di foto, anche una grafica comunque molto accattivante, molto adatta secondo me alla fascia di lettore ideale, ed effettivamente è stato così. Mai mi sarei aspettata di riuscire a trovare una storia in particolar modo, è quella nella quale mi sono identificata più delle altre e si chiama La casetta delle bambole, e quella lì che mi è piaciuta di più, ma ce ne sono anche altre, e dico la verità che questo testo addirittura lo sto utilizzando perché sto insegnando italiano a una bambina americana di 8 anni e quindi ovviamente queste sono delle storie molto piacevoli, molto simpatiche che anche un bambino piccolo ovviamente può leggere in piena autonomia. Lo consiglio ai fratelli che hanno fratellini più piccoli, ai genitori che magari hanno figli piccoli ai quali raccontano le storie. Secondo me è un regalo ottimo per avvicinare i bambini alla lettura. Secondo me è veramente un'ottima strategia perché parla dei grandi temi, l'amore, l'amicizia, l'affetto, la morte, la perdita in generale di qualcuno, il sogno, il viaggio, ma soprattutto è pieno di immagini. E questo era il mese di aprile, quindi abbiamo letto 4 libri, 3 di cui vi ho parlato e uno appunto dell'autore del mese. Andiamo adesso a maggio. Allora, il mese di maggio è stato praticamente un inferno perché non sapevo neanche io cosa volevo leggere, c'erano così tanti testi, così tanti anniversari, che veramente è stato un casino. Allora, oltre quindi ad aver letto i 2 testi della rubrica dell'autore del mese, che vi lascio ovviamente nelle schede, e oltre ad aver letto Anna dei Tetti Verdi, di cui ho fatto la recensione, ho letto 3 testi, tra loro diversissimi, con, devo dire la verità, più o meno successo. Allora, vi parlo prima di 2 testi che appartengono alla stessa saga, cioè a Roma ai tempi di Gian Lorenzo Bernini e in Inghilterra ai tempi della regina Vittoria. Allora, questo testo l'ho letto perché sono stata da poco a Roma, come vi ho detto, sto studiando per un esame di storia religiosa dell'età moderna che parla della Roma pontificia tra il 5 e il 600, quindi questo testo mi sembrava calzante. Quest'altro invece l'ho letto, l'ho finito proprio pochi giorni fa, perché quest'anno fanno i 200 anni dalla morte, dalla nascita della regina Vittoria. Quindi dico la verità, avrei voluto leggere questo testo per la rubrica dell'autore del mese, ma praticamente la scelta era così vasta che comunque alla fine l'ho inserito in questo group up. Allora, questi 2 testi fanno parte della collezione della vita quotidiana che la Bur ha recentemente ripubblicato in versioni aggiornate e con una grafica ovviamente più nuova. Non è stata ripubblicata però l'intera collezione, ma solo alcuni volumi. Sicuramente questo di Vittoria è proprio il primo, credo che sia uscito. Questo di Bernini francamente non so se sia stato ripubblicato. Allora, cosa dirvi? Di questo testo ovviamente mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente è un saggio storico che richiede delle conoscenze di base mediamente buone. In realtà credo che questo in realtà possano leggerlo senza problemi quasi tutti, e se poi conoscete la città di Roma, i grandi monumenti, i grandi luoghi celebri, ovviamente vi potete identificare nell'atmosfera, nelle parole utilizzate dall'autore, anche in aspetti politici culturali molto interessanti, e quindi vi viene praticamente tracciato un affresco della vita quotidiana nella Roma del 500 proprio ai tempi di Gian Lorenzo Bernini. Una cosa che apprezzo molto di questa collana è che c'è tutta una parte politica, amministrativa, economica, culturale, quindi anche qui vengono citati grandi artisti del tempo come per esempio Caravaggio, quindi se amate la Roma pontificia o semplicemente tra un po' vi troverete ad andare a Roma, è un testo che vi consiglio vivamente.
Invece questo qui di Vittoria forse è quello che mi ha destato più sorprese, perché comunque sull'età vittoriana sappiamo tutto e niente, almeno io, diciamo, perché l'ho conosciuta in via indiretta attraverso la letteratura inglese, attraverso lo studio di Charles Dickens, e leggere quindi un saggio sull'età vittoriana effettivamente mi è piaciuto tantissimo. Non posso dire su certe cose che questo saggio sia una completa novità. Comunque, alla fine, per chi già conosce il tema, dopo un po' la cosa diventa un po' ripetitiva, però posso di certo dirvi che esce fuori, le parti che ho amato di più sono state quelle riguardanti la vita di un borghese tipo, di un nobile del tempo, dei dandy, famosi dandy. Questa è una cosa che però non mi è dispiaciuta, è che Oscar Wilde non venga citato in modo così frequente come mi sarei aspettato. Ciò nonostante, però, ci sono tantissimi riferimenti alle opere di Charles Dickens e di altri autori del tempo. Ho apprezzato, o meglio mi ha colpito tantissimo la descrizione della vita nelle industrie e nelle miniere, e soprattutto ci sono delle descrizioni dei bambini che facevano gli spazzacamini, e insomma questa è un'immagine che è passata alla storia dell'età vittoriana, e leggere le parole dell'autore mi ha lasciato veramente di stucco. Quindi semmai, se riuscirò a trovare quella parte, insomma magari vi lascio la descrizione sotto nell'info box. Quindi passiamo invece adesso a un altro testo, e cioè quello di Bruno Vespa. Bruno Vespa doveva essere una delle persone che volevo omaggiare nel mese di maggio perché ha compiuto 75 anni. Avevo letto un primo testo, cioè Italiani Volta Gabbana, che mi era stato consigliato dal mio amico Vincenzo, di cui ogni tanto vi parlo. Un testo che però francamente si prospettava interessantissimo, perché parla di tutte le volte in cui gli italiani hanno cambiato bandiera, però francamente io l'ho trovato estremamente noioso. Non vorrei, forse noioso non è l'aggettivo adatto, però per me che studio storia noto una certa difficoltà nel leggere testi scritti da giornalisti, per quanto possano essere scritti bene, frutto di un'analisi approfondita, però io percepisco una discrepanza, ecco, tra il saggio, quale per esempio quelli della vita quotidiana, e un testo giornalistico. Però devo dire che c'era un testo di Bruno Vespa che comunque mi piaceva, mi attirava quando lo vedevo in libreria e quando tuttora lo vedo, e cioè Donne al potere. Questo testo nel quale l'autore fa praticamente una carrellata infinita delle donne che in qualche modo hanno cambiato la storia, o che siano state regine, letterate, imprenditrici, scienziate e così via. Vi ho parlato di una carrellata infinita perché secondo me questo è stato l'handicap di questo libro. L'ho letto in formato elettronico e sono circa credo corrisponda a circa un 400-500 pagine. Comunque era un libro che in formato elettronico il Kindle mi diceva che avrebbe richiesto circa un 7-8 ore di lettura, quindi voglio dire un bel po'. All'inizio sono partita molto gasata, molto contenta, mi piaceva tantissimo, poi a un certo punto mi sono resa conto che praticamente il testo era strutturato sempre allo stesso modo, ossia ci sono delle tematiche e vengono riportati gli esempi e le biografie di donne che in qualche modo per l'autore sono legate a quella tematica. Quindi possiamo avere donne più o meno famose come Cleopatra, Luisa Spagnoli, Rita Levi Montalcini, Matilde Serao, e donne magari meno note oppure analizzate da un punto di vista diverso, oppure anche donne della politica attuale. Quindi c'è tutto un capitolo dedicato praticamente alle donne di Renzi, quindi Maria Elena Boschi e tutti gli altri ministri, donne, e dall'altro lato tutte le donne di Berlusconi. Mi pare che il capitolo si chiami proprio così. Quindi dico la verità, a un certo punto per me è diventato praticamente noioso, nonché inutile, leggere questo testo, nel senso che c'erano tutte queste donne, ok, tutte, devo dire la verità, molto note alla fine. Forse le donne dell'età contemporanea sono meno note, le loro biografie sono meno note, questo è ovvio, però noi francamente le vediamo tutti i giorni in televisione più o meno, quindi per noi non sono così nuove. E quindi a un certo punto vedevo tutte queste biografie che si susseguivano una dopo l'altra e francamente io non riuscivo a capire perché Bruno Vespa avesse scelto una donna piuttosto che un'altra. Piuttosto che mettere 10 biografie nel momento in cui parliamo dell'Italia nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, io avrei scelto 3-4 biografie al massimo per ogni
capitolo e avrei spiegato però perché per me Bruno Vespa quella donna magari è più importante delle altre. E quindi a un certo punto ritrovarmi per esempio la biografia di Cleopatra, che bene o male è un personaggio credo stranoto, peraltro è anche uscito il testo di Alberto Angela, ritrovarmi quella di Rita Levi Montalcini, che peraltro ha scritto una sua biografia, trovare quella di Samantha Cristoforetti, la cui avventura nello spazio l'abbiamo vissuti tutti in tempo reale. Francamente a un certo punto, ecco, praticamente io saltavo intere pagine per leggere solo magari la donna che mi interessava. È ottimo se volete avere una raccolta di biografie di donne in un libro, in un unico testo, ma se dovessi dirvi che c'è un grande lavoro, o meglio, non voglio sminuire il lavoro dell'autore perché magari detta così può sembrare anche un'offesa, però francamente a me sembravano le classiche biografie che voi trovate su Wikipedia praticamente, e neanche, perché poi su Wikipedia trovate veramente a volte cose molto approfondite e scritte bene, qua invece era fatto poi il riassunto in fin dei conti. Quindi è un testo che mi ha lasciato alquanto indifferente. E infine, visto che quel testo non mi era piaciuto, mi sono un attimo buttata sul mio grande amore. Non è Alexandre Dumas in questo caso, ma Alberto Angela. Sono tornata a lui, nonostante nell'autore del mese non mi abbia soddisfatto molto, però in questo caso invece Alberto si è riscattato e ho letto Amore e sesso nell'antica Roma, sempre in formato elettronico. Allora, questo è un testo, dico la verità, non era uno dei testi che mi ispiravano più di tutti di Alberto Angela, perché mi ricordo che lui fece anche una puntata di Ulisse su questo tema, quindi molte cose le conoscevo. Lui fa spesso riferimento ad Eva Cantarella, che è grande storica del diritto, che ha scritto moltissimi testi sull'amore, sui matrimoni nel mondo antico, quindi da un punto di vista tematico non era proprio il libro, diciamo, vitale, ecco, per la mia cultura. Però in realtà devo dire che è stato molto piacevole da leggere, perché ho trovato tantissimi spunti interessanti, soprattutto per i confronti e i parallelismi col mondo odierno, che ovviamente i parallelismi devono essere fatti sempre con cautela, soprattutto se si parla di culture a noi diverse, però visto che spesso l'antica Roma, antica Grecia e altri vengono spesso osannati come i grandi miti, le grandi culle della civiltà, invece vedere per esempio come una cosa banale, quale il matrimonio, quale l'amore, quale la gravidanza, quale il rapporto semplicemente uomo-donna potesse essere diverso nel mondo romano rispetto alla società odierna, nel bene o nel male, è un aspetto che secondo me bisogna valutare. Vi do solo un esempio. Il matrimonio, per esempio, per gli antichi romani era un contratto a tutti gli effetti, gli sposi, sia uomo sia donna, questo è importante da sottolineare, spesso non avevano voce in capitolo nel momento in cui erano le due famiglie a siglare questo accordo, però dall'altro lato si poteva divorziare con una velocità incredibile, basta che i due dicessero davanti a testimoni di non voler stare più insieme e il matrimonio era sciolto, quindi con una netta differenza rispetto invece ai tempi odierni. Quindi è un testo che io ho trovato molto interessante, lo consiglio a tutti, soprattutto perché comunque si sa che Alberto Angela ha un chiaro intento divulgativo, quindi i suoi libri sono veramente alla portata di tutti, non fanno discriminazioni di nessun tipo, e quindi è un testo molto interessante che tratta sì un tema un po' pruriginoso in certi punti, quali potrebbe essere per esempio il sesso, i tabù sessuali, l'omosessualità e quant'altro, però ovviamente sempre con garbo ed eleganza. Ho molti libri di cui parlarvi, spero comunque dal mese di giugno in poi di tornare alla programmazione mensile, perché effettivamente diventa poi difficile riuscire a ricordare i dettagli di tutti i testi. Se avete letto uno o più libri da me citati, ovviamente fatemelo sapere giù nei commenti, lasciate un pollice in su se questa tipologia di video vi piace, e io non posso che ringraziarvi per essere stati con me fino adesso, e ci vediamo al prossimo video, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!